Amici di Legend Guest, buon weekend, ben ritrovati. Siamo con il direttore Movimento Turismo del Vino del Friuli Venezia Giulia, Massimo Del Mestre. Massimo, ben ritrovato. Ciao Igor, grazie dell'invito. Il ringraziamento è tutto nostro, sarà un piacere passare qualche minuto assieme per parlare del Movimento Turismo Vino e quindi andiamo subito a conoscere che cos'è e che cosa fa il Movimento Turismo Vino FVG. Ma in poche parole il Movimento Turismo del Vino il prossimo anno da 30 anni, facciamo 30 anni di cantine aperte. Cosa ha fatto in tutti questi anni? Ha divulgato l'enoturismo. L'enoturismo è quello che viene chiamato la visita in cantina, la vendita diretta, è tutto quello che si può fare nelle nostre aziende, dove i vignaioli presentano quello che fanno e lo raccontano con sempre più passione. Sono associati, il Movimento Turismo del Vino è un'associazione di vignaioli che da tanti anni appunto divulgano questo concetto. L'evento madre che da tanti anni cresce sempre di più è Cantine Aperte, probabilmente lo conoscete tutti, tanti. Ma non facciamo solo cantine aperte, ormai quasi in ogni mese avviene un evento, arrivano momenti, sempre importante da dire, arrivano momenti fatti nelle aziende, nelle cantine, perché il nostro obiettivo è cercare di portare un flusso turistico proprio dentro le aziende, dove si capisce come esce il nostro grandissimo prodotto regionale, che sempre di più stiamo avendo noi con regionali, vignaioli e quant'altro, consapevolezza di quanto è importante il nostro prodotto agroalimentare e questo facciamo un po' da tanti anni. Sicuramente per il Friuli Venezia Giulia il vino è uno dei punti o degli aspetti più attrattivi, ma soprattutto è bello conoscere quella che è la filosofia e molte volte io mi diverto a conoscere la storia che c'è dietro le cantine e qualcuno mi guarda male, non so se è una volgarità o meno, ma credo che il vino sia un po' anche la conseguenza della storia a volte delle cantine, dei vignaioli, non crede? Sicuramente sì, il vino un po' è il fil rouge che ha continuato soprattutto nella nostra terra a farci crescere come economicamente, ma anche sempre di più, come dicevo, sotto l'aspetto turistico. La storia dei vignaioli, quello che c'è dietro la bottiglia, quello che c'è dietro un lavoro, quello che c'è dietro nel divulgare e nel trasmettere la passione di questo mestiere bellissimo, è sempre di più verso i nostri turisti una richiesta importante. Si parla di storytelling, questo termine che però sappiamo che usa da tanti anni, adesso si viene molto usato perché attraverso questi nuovi strumenti tecnologici, la nuova tecnologia, ogni cantina può veramente andare in scena e raccontare quello che fa e quelli che sono i propri progetti, no? Noi di base cerchiamo di mettere insieme tutte queste belle esperienze, si chiama turismo esperienziale, e cerchiamo di coordinarlo sempre di più attraverso l'organizzazione. Per darti un dato, Igor, in questo periodo di pandemia abbiamo visto che organizzando le visite, che per motivi anche di sicurezza sanitaria, quindi organizzando meglio rispetto a una volta, c'è una sempre più voglia di stare insieme, perché quando una visita è ben strutturata, ben organizzata, la si sviluppa meglio e l'appassionato, l'enoturista si sente più coccolato e quindi avviene, perché attenzione, siamo qua anche per questo, avviene lo scambio commerciale che sta diventando sempre più importante. Sicuramente anche un buon anno per l'economia, per il Friuli Venezia Giulia, lo è. Certamente. Ovviamente. Abbiamo accennato prima degli eventi, questo weekend, precisamente domani, sabato 11 dicembre, c'è un evento, Spirito di Vino. Di cosa si tratta? Spirito di Vino, che fa la 22esima edizione, è stato tanti anni fa un intuito di come si comunica il vino anche attraverso non le solite dinamiche. In poche parole è un concorso per giovani e non solo vignettisti, presieduto da Giorgio Forattini, dal nostro carissimo amico che sarà presente Francesco Marini, da Alfio Crancis. In poche parole ci arrivano vignette inerenti alla satira del vino un po' da tutto il mondo, ormai veramente da tutto il mondo, e questo weekend ci saranno le premiazioni e sarà allestita
la mostra a Cividale. E devo dire che con il comune di Cividale stiamo portando avanti questo progetto, e quindi ecco cos'è, è un cercare di comunicare il vino in modo un po' più leggero, a volte attraverso la satira, però in un modo un po' diverso. Anche in questo caso si parla appunto di storytelling, perché vi posso garantire che le vignette che saranno esposte presso la chiesa di Santa Maria dei Battuti in via Borgo di Ponte a Cividale, c'è la premiazione e l'esposizione delle mostre proprio questo sabato, e quindi in questa occasione potremo fare questa, sempre rispettando le regole, questo momento di conviviale, proprio per cercare di presentare tutte queste opere che sono arrivate da varie parti del mondo, chiaramente anche dall'Italia. Quindi Spirito di Vino è un po' un evento diverso da quelli che facciamo, che sono legati all'accoglienza, però bisogna cercare di fare delle iniziative anche che a volte diano la possibilità di scherzare su questo fantastico prodotto e di creare un po' di satira e di leggerezza, soprattutto in questo periodo. Assolutamente vero, un po' di goliardia, un po' di satira sta sempre bene, poi insomma sta anche nel nostro DNA di friulani o comunque di italiani ogni tanto sdrammatizzare e riderci sopra, perché ne abbiamo bisogno. Ci vuole un po', no? Poi insomma sta arrivando il Natale, dobbiamo cercare di essere un po' più sereni, ecco. Un po' più sereni, più che più buoni, un po' più sereni. Sì. Parliamo dei partners, quindi con chi collabora il movimento turismo del vino del Friuli Venezia Giulia? Beh, come dicevo prima, facciamo vari tipi di collaborazione con le istituzioni, come dicevo prima col comune di Cividale, per fare un esempio in questa occasione, ma come si dice l'istituzione, l'entità con cui collaboriamo, che c'è un'importante collaborazione operativa, è con Promo Turismo FVG, che sviluppa gli itinerari, le strade del vino. Anche in questo caso parliamo di enoturismo, lavoriamo veramente a quattro mani, no? Certo. Perché bisogna condividere le strategie assieme, quindi con la Promo Turismo FVG non dobbiamo dimenticare la banca di Cividale, Civibank, che è banca di territorio. Da anni collaboriamo proprio perché condividiamo le stesse aspetti anche sociali. Devo nominare tutti gli sponsor che collaborano con noi, che è Dolomia, l'acqua Dolomia appunto, Juliagraph, importante tipografia, e le varie testate del territorio. Va detto che quello che fa il movimento turismo del vino cerca di creare un sistema, cerca di creare una strategia territoriale. Le cantine sono i nostri associati, però cerchiamo sempre di creare sinergie proprio per cercare di unire anche tutti gli altri aspetti del turismo regionale, che sia la ristorazione, che sia l'accoglienza, ma come dicevo prima cercando di legare il turismo attraverso appunto la collaborazione con Promo Turismo FVG, con la regione. E cosa voglio dire? Voglio dire che ormai l'enoturismo, il vino della nostra regione è come un collante di quello che si può fare nel nostro territorio. Chi viene per fare vacanze balneari o montane o sportive, comunque, e questi sono dati, vuole sempre vicino alla sua attività un'esperienza enogastronomica. Quindi si può dire che la nostra collaborare con le varie aziende è proprio per cercare di creare un sistema e che sempre di più diventi un aspetto fondamentale del nostro turismo, che anche se siamo in questo periodo un po' critico, sarà molto, molto importante, ecco, per il futuro. E a proposito di futuro, quale sarà il futuro del movimento turismo del vino del Friuli Venezia Giulia? Ma sarà un futuro molto, molto positivo. Ancora prima di questo momento tutti i dati, come dicevano prima, dimostrano che il turista, che ormai è un turista molto, molto targetizzato, ha sempre più
il piacere di stare bene, di vivere bene con i nostri prodotti agroalimentari, con il nostro fantastico vino. Già prima di questo momento c'erano chiari segni di questo tipo di turismo esperienziale. Addirittura adesso si dice che questo tipo di turismo da esperienziale diventerà un turismo, fammi dire Igor, sensibile. Che cosa vuol dire? Le persone sempre di più hanno voglia di tornare tra le persone, stare bene, ecco il concetto dello stare bene, di riuscire a usufruire, di poter stare nelle nostre fantastiche vignette. Questo anno passato abbiamo sviluppato un altro progetto, Vigneti Aperti, che un po' avviene in ogni weekend nei periodi che vanno da primavera fino all'autunno. Perché? Perché le persone vogliono stare dentro, in mezzo alla natura, dentro i nostri vigneti, degustare e anche un po' rallentare tutto questo mondo frenetico che siamo abituati a vivere. Mi compiaccio con questa sua visione o previsione e veramente me lo auguro, perché c'è bisogno di ritornare alla vita reale, al reality più che al virtual, e quindi questa è un'occasione secondo me imperdibile. Credo sia anche un trend, vedo anche dei target, dei giovani, target molto giovani che ritornano un po' anche nelle osterie di paese, perché no, dove c'è sempre ovviamente il buon vino, ma c'è la convivialità e la possibilità di ritornare a condividere dei momenti che magari negli ultimi anni si erano persi. Sì, hai detto una cosa giusta, scusa se ti interrompo Igor, l'aspetto dei giovani. Stanno capendo sempre di più che questo modo di degustare, di assaggiare, di imparare, di conoscere, di ascoltare, ciò che avviene nelle nostre cantine, diventa sempre più un aspetto di benstare. Veramente grazie che mi hai ricordato il concetto dei giovani. Un po' fammi fare una battuta, basta sti gin tonic, no? È un bel calice di vino dove puoi raccontarlo e ascoltare delle storie. Noi tifiamo su questo, ecco, ci piace dire questo. Al buon taglio, sì, al buon taglio. Molto Grazie, bene, sì, è stato veramente un piacere, i nostri migliori auguri di buon lavoro, e salutiamo il direttore del Movimento Turismo Vino FVG, Massimo Del Mestre. Grazie. Grazie mille Igor e buon lavoro.